Oggi si parla di bostrico, questo parassita infestante che sta danneggiando le nostre foreste a seguito dell'emergenza Vaia. Purtroppo la storia ci dice che quando accadono eventi calamitosi come quelli di Vaia dovuti al vento con abbattimenti di grandi quantità di alberi, poi parte il bostrico. Noi come Regione abbiamo investito oltre 10 milioni di euro sia come finanziamenti ai soggetti privati e pubblici per rimuovere gli alberi schiantati e sia anche con interventi diretti dei servizi forestali regionali. Il problema è che la storia, ripeto, dice che quando accadono questi eventi inevitabilmente poi c'è il fenomeno del bostrico che è non sempre arginabile. Perché non è sempre arginabile? Perché si riscontrano dei problemi di oggettiva difficoltà nel rimuovere alberi in alcune realtà. Basti pensare per esempio che gli esperti di valanghe ci hanno sconsigliato vivamente di rimuovere subito gli alberi abbattuti perché gli alberi abbattuti fungono da paravalanghe naturale e quindi non potevamo certo esporre la popolazione a questo tipo di rischi, quindi gli alberi sono rimasti a terra fin tanto che sono stati appaltati i lavori dopo aver fatto la progettazione dei nuovi paravalanghe e solo una volta realizzati i paravalanghe possono essere rimossi quegli alberi. Ovviamente il tempo non gioca a favore perché poi dopo questi alberi sono un luogo in cui il bostrico riesce a entrare in maniera assolutamente aggressiva e poi ad espandersi. Quindi il problema c'è, lo conosciamo, abbiamo tentato in tutti i modi di arginarlo e siamo riusciti ad arginarlo parzialmente e comunque continueremo in questa direzione.